Devo vedere. Ciao a tutti carissimi, siamo sabato 28 settembre, oggi sono qui sopra l'abitato di Feltre, siamo a Malga Casara dei Boschi a 1253 metri e la destinazione di oggi sarà il Monte Avena, che è la prima montagna inserita all'interno del Parco regionale delle Dolomiti Bellunesi. E niente, oggi sono in compagnia, non sono da solo e adesso vi mostrerò con chi sono e dopo pronti per la partenza. Ecco qui il buon Alessandro, cantante di Arcana Opera, che oggi mi ha invitato a fare questa escursione insieme. Questo è un video che farò insieme al grandissimo Jacopo. Ciao a tutti Quindi ragazzi. ci stiamo riprendendo vicendevolmente. Esatto. E questa escursione andrà in entrambi i canali. Ah sì, Quindi, e la mia arriverà un po' dopo rispetto a quella di Alessandro, però quindi io vi consiglio caldamente di iscrivervi anche al suo canale subito. E noi l'invito partiamo per fare questo giro. l'invito è anche reciproco perché Alessandro fa veramente dei bei video, gliel'ho detto anche prima, molto rilassanti e molto interessanti anche dal punto di vista escursionistico. Ecco, quindi noi siamo pronti a partire e andiamo verso destinazione Monte Avena. Guarda che adesso ti dico. Vamos, let's go! Allora Alessandro, come ti sembra l'escursione finora? È bella, tranquilla, panoramica. Sul lato destro nostro si può ammirare la bellezza delle Dolomiti Bellunesi. Eh sì. Infatti avete visto come sono state soggette di già parecchie riprese da parte mia. Guardate che bello l'effetto delle nubi qui che salgono dalla valle. E tra non molto arriveremo anche alle cime, giusto? Sì, dai, non manca tanto. Escursione giusta per fare quattro chiacchiere in Sì, compagnia. conoscerci, capire Esatto. come sono, com'è il passo che portiamo tutti e due. Perché potrebbe essere che succeda qualcosa di più croccante in futuro, hai visto mai? Potrebbe essere. Eh, Magari dopo alcuni tentativi di qualche collaborazione con altri youtuber, chissà magari che non si concretizzi qualcosa di più. E poi la cosa bella, siamo tutti e due vicentini e quindi diamo anche un po' di valore Esatto. alla nostra città, alla nostra terra, al territorio e cerchiamo di fare squadra perché secondo me l'importante è proprio fare squadra. Sai che carina questa, presumo Maiga. Vediamo se ha qualche nome inciso. Intanto vedete qua l'indicazione del SAT, Anello del Monte Avena, sia a destra che a sinistra. Quindi intanto saliamo in vetta e dopo vedremo il da farsi. Guardate che bellezza. Guardate il lago laico davanti. Altopiano dei 7 comuni. Torniamo da qua. Guardate quante belle mucche, asini,
capre. Le capre là sullo sfondo. Guardate che bellissimo questo scorcio con le nubi basse che risalgono dalla valle. Quindi, a parte da che parte il deltaplano che vede ha, è Sì, nel lato sud. erroneamente considerato la parte più alta del Monte Avena, perché se seria qua, Infatti, ecco qua siamo proprio nel cocuzzolo più alto del Monte Avena. Ecco qui si può dominare tutto a 360 gradi. Guardate in lontananza il lago del Corlo. Ecco qui vedete siamo sulla sommità del Monte Avena, abbiamo un rilievo alto tra virgolette 1478 metri e quella di oggi è stata una sgambatina così tanto per è utile per me per assaggiare questa zona del Feltrino. Guardate qui siamo in compagnia di simpatici bovini. Devo dire che il panorama a 360 gradi merita veramente molto, come scritto nei blog, è veramente stupendo, spazia dall'altopiano dei 7 comuni fin qui si intravede la Valsugana. Adesso qui ho visto il lago del Corlo, tutte le montagne qui che costeggiano la pedemontana trevigiana, veramente tanta roba, soprattutto l'effetto delle nubi qua dietro, guardate che sembrano quasi finte anche là che risalgono dalla vallata. Intanto anche Alessandro è intento a fare riprese per il suo canale, si chiama Le strade del Weird. Tra l'altro sarà un'esperienza inedita per me quella di comparire nel canale di un altro youtuber, sarò proprio curioso di vedere come ne uscirò, appunto venendo filmato da un altro compagno di viaggi. Ecco, come avete visto, questo luogo che ammetto non conoscevo è molto famosa per appunto essere stata utilizzata già 40.000 anni fa. Avete visto l'indicazione dei primi Homo sapiens che venivano qua su per trovare la selce, che era un'arma particolarmente utilizzata come cacciagione e anche come strumento appunto per altri utilizzi. Appunto Monte Avena è conosciuto per questa particolarità, la noterò tra le varie caratteristiche dei vari monti. Monte Avena famoso per la selce e per i ritrovamenti preistorici. Guardate dove vi porto oggi, alla pista di lancio dei paracadute. Mamma mia che panorama, ragazzi, guardate la pianura qui illuminata dal sole. E qui noi avvolti da questa nube bassa, mamma mia che meraviglia. Con il lago del Corlo là incastonato tra le montagne. Oh, Alessandro, pronti per partire? sì dai, lasciamo... Campo libero ai paracadutisti, Sì, esatto. e noi riprendiamo il cammino. Sì, sì. Guardate qui appunto come nel video che vedrete da Alessandro che ha intervistato qui il capogruppo, presumo, c'è questo raduno di paracadutisti e appunto adesso lasciamo loro, No, paracadute, ma parapendio, scusate l'ignoranza tecnica in materia, li lasciamo sperando per loro che la visibilità migliori, che questa nube si dissolva almeno parzialmente, e riprendiamo, salve, riprendiamo il cammino sul Monte Avena.
quando noi proseguiamo ammirando questo paesaggio. Veramente Monte Avena, una sorpresa che non mi sarei aspettato. Ho anche la giornata così, proprio questo sapore che l'escursione settimanale sarebbe saltata a causa maltempo, invece l'abbiamo proprio rubata oggi. Cosa, Alessandro? No, noi l'abbiamo svoltata, non abbiamo rubato niente a nessuno, è stata una svolta, ci abbiamo creduto. Ci hanno rubata il possibile maltempo, per spiegare meglio questo verbo, però ragazzi veramente oggi c'è andata no da Dio di più. Guardate quanto bella questa casara, prato che sembra un campo da golf. Quella gemma del Monte Avena. Ecco qui, ahimè, siamo arrivati alla fine anche di questa escursione. Il giro veramente meritevole, poca fatica, ma in rapporto alla qualità veramente tanta roba. Infatti abbiamo appena fatto il video di chiusura con Alessandro, abbiamo detto proprio questo giro 8 km e mezzo, 9. Sì, più o meno. Però devo dire adatto a tutti, è veramente piacevole. Si fa apprezzare, Sì. quindi è consigliato. E niente, siamo arrivati al parcheggio, adesso scenderemo. Ah no, innanzitutto andremo a mangiare un boccone qui alla Malga Casara dei Boschi e dopo birrettina giù a Pedavena, Per giusto? forza, Ci è sta. d'obbligo quella. Io non sono mai stato, ne approfitterò. E niente, spero che il video vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi e noi ci vediamo alla prossima escursione. Scrivetelo nei commenti. E iscrivetevi alle strade del Weird che... Grazie, se lo farete sarete ben ricompensati. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.